L'Asinara Marina nel 2010 un successo, questa strategia di organizzare i campi boia attorno all'isola e di portare la nautica da diporto ha premiato evidentemente, ma questo non ha cambiato quel senso di tranquillità che si respira quando si arriva all'Asinara. No, assolutamente non l'ha cambiato, perché comunque da noi è a numero chiuso, abbiamo 63 boe, quindi più di 63 barche al massimo non possono ormeggiare. Le barche a vela possono veleggiare dappertutto, mentre invece le barche a motore hanno l'obbligo di seguire un percorso, una rotta per accedere ai campi boa. Le istruzioni per l'uso, insomma, raccontiamo un po' come bisogna organizzarsi, come ci si può muovere, quali sono le possibilità di una permanenza quindi con la propria barca qui all'Asinara. Le istruzioni dell'uso sono facilissime, praticamente bisogna prenotare, perché comunque il numero chiuso e l'autorizzazione della Guardia Costiera non consente l'ingresso di imbarcazioni non autorizzate, è severamente vietato dare fondo con l'ancora e si può ormeggiare solamente ai gavitelli, è possibile scendere a terra col tenderino a remi e poter godere di tutti i servizi dell'Asinara, che sono bellissimi. Si parte all'ipoturismo, giri con i fuoristrada, con il jeep fuoristrada, e poi godere di tutti gli altri servizi che sono anche i punti di ristoro. Domanda, l'ormeggio qui è a pagamento? Sì, è pagamento, naturalmente è molto calmierato l'ormeggio. Al massimo in alta stagione si paga 3 euro a metro lineare per una barca a vela e 4 euro per una barca a motore, o 2 euro nella bassa stagione, giugno e luglio.